Oggi le telecamere di Panorama Sardo vogliono raccontarci una storia in rosa, la storia di So Chic, di un rosé sardo al 100%, ma quasi. Perché siamo ancora un po' francesi. No, siamo franco-sardi ormai. Isabella e io abbiamo abbandonato la Francia, venduto tutto e siamo arrivati qui innamorati di quest'isola e della gente sarda. Dunque siamo franco-sardi. Esatto, quindi in esclusiva per Panorama Sardo la storia di Jean-Paul e Isabelle Treguet che lasciano la Francia dove hanno ottenuto innumerevoli successi da un punto di vista marketing e si innamorano della Sardegna. Arrivano a Villa Simius e cosa succede, Jean-Paul, a Villa Simius? È un colpo di fulmine. Arriviamo sulla strada litorale con Isabelle e a un momento giriamo Capoboi e diciamo insieme, è qui, andiamo sulla piazza centrale, prendiamo un caffè, c'è un'agenzia immobiliare, buongiorno, siamo francesi, andiamo a comprare qui, ma attenzione, vogliamo una vista stupenda sul mare. È così che tutto è cominciato. Tutto è cominciato e qui è nato il progetto So Chic che ha un'anima sarda. Sì, allora guarda, l'idea è che siamo andati al ristorante e la casa non era finita, beh, ok, normale. E andando al ristorante a pranzo e a cena io ogni volta chiedevo, allora che cosa avete come rosé? E la risposta era, boh, abbiamo rosso o bianco? Io ho detto, ma non è possibile, guarda, qui 35 gradi all'ombra, non avete rosé? No, non è possibile, perché sai, francesi noi beviamo rosé da maggio a fine settembre. Il rosé in Francia rappresenta più o meno 40% del vino consumato e dunque per noi è un'abitudine, io ho bevuto 40 anni di vino rosé, dunque arrivando qui, perché siamo specialisti di marketing, Isabelle e io, ci siamo detti c'è un buco, c'è un'opportunità strategica, è così che tutto ha cominciato.